cartellone dietro, visto che c'è dietro un po'... Quello che si può fare. Quello che si può fare, volentieri. No, si vede. No, adesso lì era carino, però si vede comunque. Sì, sì, no, perfetto. Così abbiamo sia l'uno che l'altro. Magari invertiamo. Mettiamo così, io che ho la voce anche di più, ecco, e poi abbiamo un'inquadratura più sull'intervistato. Se facciamo anche grande. Siamo fortunati che non c'è la musica, devo abbassarlo, perché altrimenti fermi. No. Siamo già in onda? Ah, siamo in onda. Siamo in onda fra un allestimento e l'altro, anche a livello gastronomico. Direi che siamo pronti qui da Grezzana. Devo stare attento a non confondermi Vallata, perché lì siamo a Grezzana, dove tra l'altro l'anno scorso sono passato qua vicino, cioè Romagnano, dico bene, a Romagnano. io conosco tutta la geografia gastronomica, ecco, diciamo in geografia vado bene, però devono esserci o dei ristoranti o degli olifici, come in questo caso. Siamo al Redoro, e delle cantine, dei buoni vini, delle buone zone come qua qui, siamo baciati dalla fortuna, perché abbiamo tante piccole realtà sul territorio del cuore di Grezzana, dove si produce degli ottimi vini e degli ottimi oli. Bene, bene. Qui non avete il manico nella bottiglia dell'olio, però non c'è nelle bruschette. Perché si è rotto, perché anche questi poi si no, non si rompono, no, questi sono a prova. Questi sono a prova. La faccio collaudare alla mia nipotina, sì, allora. Assolutamente. Ecco, lei so che la prima cosa che fa cerca chiaramente di romperlo come il dente dell'elefante che abbiamo in salotto. Bene, bene, mi fa piacere essere qui con Daniele. Eccomi qua. Daniele, il patron, non ultimo della generazione dei... Sì, noi come azienda Redoro siamo dal 1895 dislocati qui a Grezzana, nel cuore della Valpantina. Siamo a 2 passi da Verona, perché siamo proprio a nord di Verona, e siamo, come ve le dicevo, siamo baciati dalla fortuna, perché abbiamo 7 vallate, una più bella dell'altra, che vanno dal lago di Garda, la Val Policella, la Val Pantina, la Val di Mezzane, e questo è il nostro patrimonio, perché alla fine siamo nati qua, siamo vissuti qua e vogliamo portare avanti l'innovazione e la tradizione che ci ha lasciato i nostri genitori. Bene, bene. A braccetto con l'Opera Lirico, siete anche sponsor dell'Arena di Verona, infatti io sono passato di qua, ma poi proseguiamo per l'Arena, per questa data, una delle 3 date con la superstar del canto, del bel Siamo canto. stati i primi a aderire all'iniziativa. C'è stata, quando in pieno lockdown hanno detto c'è bisogno di dare una mano, un supporto alla lirica di Verona, e hanno fatto il progetto 67 colonne. La prima firma che hanno fatto è stata fatta da Redoro. Ho detto subito va sponsorizzata immediatamente. In effetti, io non sono veronese, però avrei partecipato anch'io, perché l'Arena di Verona comunque porta... È un bene prezioso, è un bene dell'umanità, e come tale va valorizzato. Un buonissimo indotto, oltre chiaramente questo buon olio, questo buon vino, l'Amarone, la Policella, e poi sì, anche quello che ha raccontato Shakespeare, insomma, in un certo senso. È nella nostra storia, nella nostra indole. Se noi non possiamo lasciare un segno e lasciare tramandare questo bene prezioso, e quindi eccoci qua in piena estate. Io tra l'altro vi conosco appunto di questa bottiglia che vedo in molti ristoranti del Veneto, Venezia in modo particolare, anche province di Venezia, non solo nel centro della, no? Chiamiamola città. E quindi come arrivo qua? Diciamo per via Traverse, perché non so se abbiamo anche citato la vallata di Mezzane prima, nelle vallate. Ecco, la vallata di Mezzane, dove noi abbiamo acquisito l'antico frantoio di Mezzane, uno degli storici frantoi del territorio, dove abbracciavano 700 produttori. Ci sono 1000 abitanti, ce ne sono 700 che sono i conferenti delle olive. Ecco, quindi noi, frantoi proprio plurale. Proprio... Sì, perché abbiamo i frantoi dislocati sul territorio, perché la vicinanza all'agricoltore è fondamentale per far arrivare le olive direttamente al frantoio, e quindi è un modo per
per produrre qualità. Ecco, insomma, le vallate sono belle perché la Val Pantena, la Val di Mezzane e la Val Policella sono, direi che sono il paradiso terrestre. Certo, no, infatti dell'Amarone, osservavo arrivando, in effetti anche questa parte cosiddetta est, no? Certo. Piuttosto che quell'altra più verso il lago. Più classica. Ecco, devo dire, in effetti, insomma, dovrebbe proprio abitarci con la villa, con i cipressi, eccetera, eccetera, che vedo qua in giro, e quindi bene, bene. Poi si torna dopo un anno, e qui poi c'è tutta una storia che forse non finirà neanche, qui attorno a Grezzane, dicevamo, Romagnano, perché c'è questa villa Balis Crema, in effetti molto interessante. C'è stato anche un ristorante, in effetti Stella Mission, Stella Verde, che si è trasferito appunto a Verona. Vedo che poi anche a Ca del Moro si stanno insomma dando comunque da fare, molto quindi bravi, ecco, una zona gastronomicamente molto devo dire molto interessante. Speriamo anche che rimanga qualcuno qua, non vadano tutti chiaramente da vicino alla casa di Giulietta, no? Al Palazzo Soave. No, noi siamo ben radicati qua e rimaniamo bene, qua. Bene. Quindi bene, ecco, io diciamo scopro che c'è questa sinergia fra un oleificio che decide, immagino a un certo punto, di investire, oltre che nei vari frontoi, come abbiamo detto, anche su un ristorante che è posizionato nelle guide e che ha ottenuto degli ottimi risultati, che si chiama La Torre. La Torre è un nostro progetto perché è la torre simbolica di Mezzane, proprio nel cuore della piazza di Mezzane. È storica, è emblematica, è proprio l'edificio più storico, uno tra i più storici della piazza di Mezzane di sotto. E non solo, ma all'interno della torre c'è una bellissima ristorante, tutto ricavato nella pietra, nella roccia e nel mattone storico, dove nasce un ristorante da sempre. Prima era un convento, un'ex chiesa, e noi lì c'è un braciere dove c'è la legna d'olivo, dove fa una cucina esemplare, proprio con la garronese, con la carne della Lessigna, piuttosto che con i prodotti tipici, e lì ci si diletta con gli chef che hanno sposato la causa della Redoro, che è quella di sposare la territorialità, l'italianità per eccellenza, i prodotti del territorio e il mangiare bene e sano. Ecco, e anche, vorrei dire, anche il rapporto qualità-prezzo giusto, perché noi veniamo da un'estrazione contadina e ci piace mangiare bene, ma anche, insomma, non essere esosi anche nel... Quindi siete considerati chiaramente un'osteria, come dire, trattoria. Una trattoria La Torre, ecco, proprio quella con anche, mi sembra, 2 gamberi, non vorrei sbagliarmi, sulla guida del gambero rosso, che è un ottimo risultato. Il passo successivo è il terzo gambero. Non sappiamo i punteggi, perché per i ristoranti con le forchette c'è 91, c'è 89, insomma si sa il numero della percentuale. Poi penso anche con gli oli come con i vini, quindi c'è questa piccola percentuale. Con i gamberi si passa dal 2 al terzo. Poi io adesso qui cosa fa? Si scavalca la vallata da qui? Si scavalla la vallata, oppure ecco, si passa da Verona Est. Ecco. Sono proprio 7 vallate, una più bella dell'altra, baciate da questa Verona che contorna l'arena, e quindi si ha l'imbarazzo della scelta. Si può andare nella Val Pantena, si può andare nella Val. No, io preferisco sempre, come dire, questi anche passaggi eroici, dove ci metti praticamente lo stesso tempo, perché tra l'altro l'anno scorso io stavo arrivando dall'Alto Adige, e siccome dovevo andare appunto a Ca del Moro, ho guardato la mappa, ho detto, come faccio tutto il giro di Verona per andare lì, che sono qui di Affi praticamente, e più o meno. E quindi ha scavallato. Ho detto, ho scavallato, ma devo dire è stato veramente incredibile il fatto che sia ancora qui, ecco, perché poi Google Maps mi ha portato nelle strade veramente incredibili, e mi ricordo tra l'altro che scendendo qui a Grezzane praticamente, ho incontrato, esatto, ci sono questi tornanti dove io con la 500X ho avuto dei seri problemi proprio a fare la curva. Dall'altra parte sono arrivate queste
auto storiche delle 500 però heritage, quelle piccoline che passavano perfettamente in coda uno dietro l'altro, molto probabilmente era un tour. Ma sono dei bei percorsi anche con auto anche più grossine, perché arrivano a volte dalla Germania. Lì non penso. E scavalano con dei poscerini belli che si dilettano alle stradine. Ecco, certo, non certo. SUV, non station wagon. Ecco. Esatto. Ecco, bene. No, bellissimo, ottimo, mi fa piacere ritornare anche dopo un anno appunto qui, e quindi visiteremo, quindi scavalleremo la montagna, quindi andremo a vedere il ristorante all'attore, perché voi siete aperti pranzo e cena. Certo, e la cosa bella è che cerchiamo con la locanda dell'Olificio e la torre di dare un servizio a tutta la vallata da essere sempre aperti. Abbiamo il mercoledì chiuso solo per la torre, ma abbiamo il servizio sempre della locanda, dove abbiamo anche la foresteria per l'accoglienza agli ospiti. Ecco, bene. Quindi chiaramente immagino, visto che io vado nei ristoranti e cerco di far capire loro che intanto che arrivano i piatti ordinati bisogna, come dire, assaggiare il pane che viene sempre servito, e magari anche l'olio. E noi qui l'olio non manca mai, perché noi abbiamo gli chef che fanno il pane loro, lo fanno loro con i cereali antichi, e noi abbiamo sempre l'olio, i vari oli, perché la cosa bella, per esempio qua stiamo assaporando il biologico, è un prodotto molto salutistico, certificato, è un prodotto di varietà antiche, di cui il Lecino e il Frantoio, che è presente in tutta Italia, ma nello stesso tempo anche delle varietà autoctone che abbiamo qua. E quindi è il piacere di poter assaporare una buona bruschetta finché si aspetta. E questo è un po' la nostra accoglienza. E dopo, perché no, cercare di fossilizzarsi su quelle che sono le tradizioni del territorio, e non solo, ma i vini del territorio, perché la cosa più bella è che noi rendiamo parte integrante tutti i nostri partner, perché bisogna far lavorare tutti, e quindi il macellaio della zona, quello che ha la gallina grigia, che ha l'allevamento, e quindi facciamo le lasagnette con la gallina grigia, e l'ovetto che viene dalla montagna, cioè tutti i prodotti che girano attorno a un territorio. Questo penso che sia una cosa bella, insomma. Quindi ci spostiamo anche però dalla parte ovest, perché oltre a Mezzane praticamente avete anche il locale, tra l'altro in centro Piazza Bra, quindi Arena di Verona. Alle porte della Bra abbiamo una bruschetteria, e quella è rivolta più mordi-fuggi per chi ha poco tempo, ma si approccia, perché no, alla lirica, piuttosto che ai concerti di Verona, piuttosto che una visita breve alla casa di Giulietta, e volevamo un punto sempre aperto per i turisti, ma anche per la gente locale, dove poter assaporare una buona bruschetta, un'insalatina con del buon olio, e un punto vendita sempre aperto. Perché insomma è giusto dare un servizio anche a chi viene da fuori, e trovare sempre aperto sabato e domenica questa location, e si chiama Bruschetteria Redoro. Cioè sabato e domenica compreso? Sempre aperto. Anche gli altri giorni, perché sono anche quelli che sabato e la domenica chiudono, in effetti. E quindi mi chiedevo della bottiglia che è vostra, unica. Noi come vede, questa col... Adesso non so se ha visto quel cartello che c'è qua dietro. Vede che si uniscono e formano un cuore. È proprio il cuore d'oro di Redoro. E noi da dove nasce? Da questa bottiglia, che è la nostra un po' storia, perché noi venivamo dalla bottiglia, non so se vi ricordate, la bottiglia quella dell'acqua di VC, quella col tappo meccanico, che si usava quella lì una volta per l'olio, ma poi scivolava, e allora abbiamo detto ma bisogna che gli facciamo un manichetto in modo da poterla afferrare, e quindi abbiamo creato il manichetto mantenendo la costolatura della bottiglia. Ecco, questo è, diciamo, da noi in Romagna si dice puntellarsi. È puntellarsi, bravo, non so se sta dicendo italiano, giusto. Sì. I puntelli lì. Esatto. E in effetti. E poi è arrivata avanti anche una nuova legge, che è la legge Salva Olio, e che hanno imposto l'antirabocco, e quindi abbiamo tolto il tappo meccanico e abbiamo messo l'antirabocco, in modo da dare certezza della qualità che c'è all'interno. Però in effetti forse bisognerebbe farlo anche col vino, ecco, perché devi avere un punto d'appoggio. Ecco, lo stiamo facendo con un fiasco. Una volta il fiasco era fatto per preservare il calore
e quindi la temperatura del vino stesso. E poi aveva, sa quei due stringhetti aveva queste stringhettine proprio di Utah che serviva per mettere dentro la mano e uno se lo portava. Certo. Che poi non è male, secondo me, il fiasco, perché è quasi un decanter, quindi vino rosso in modo particolare certo, sta bello largo. Noi io lo ritirerei fuori. Siamo dei grandi cultori del fiasco e quindi prossimamente vi faremo vedere un po', perché qua le vigne della Val Pantina sono molto... no, cioè questa cosa che è un'installazione, questa è un'installazione che si mangia. Eccola qua. Ecco. Questa è la parte dell'olio. Questo è pane vero che fate pane vero, tutti i giorni. Certo, questo è il centro del tavolo, c'è il pane sempre. Perché è l'accoglienza che è fondamentale. Bisogna che qualsiasi viandante, qualsiasi persona che è di passaggio entri all'interno delle nostre aziende e si senta a casa. Questa è la nostra cultura. Mio papà ce l'ha lasciata nel cuore, ha detto chiunque passa, chiunque viene a trovarvi, regalategli una bottiglina di olio se non ha mai conosciuto il vostro prodotto e fermatevi a mangiare una bruschetta, perché è cultura ed è tradizione far assaggiare quello che uno produce. E qui la posizione tra l'altro è strategica, io poi chiaramente ho tirato dritto, sono passato sotto Cavalcavia e perché siamo arrivati in piazza dove praticamente puoi sì parcheggiare, ma in realtà voi siete subito all'uscita. Ecco, quindi proprio la posizione strategica, il parcheggio. Quindi qui anche sabato e domenica siete presenti? No. Sì, allora noi nel periodo di frantoio, quindi quando si inizia la raccolta delle olive, iniziamo di solito il 1° di ottobre e andiamo fino a Natale e siamo aperti. Nel pieno dell'estate chiaramente rispettate. Nel periodo dell'estate dicevamo che c'è Piazza Bra. Ecco, gli altri due sono due locali, ce li avete più sul lago? Cosa c'è? Sì, abbiamo il Piccolo Mondo Redoro, che è un ristorante alla base del lago di Garda, che è a Peschiera. Si chiama Peschiera perché era la pescheria, era dove si raccoglieva tutto il pesce, e noi abbiamo rilevato questo ristorante che aveva una desinenza un po' più commerciale nel tempo e l'abbiamo detto no, bisogna ritornare alle origini e dobbiamo creare rapporto con i pescatori e così abbiamo fatto. Quindi lì pesce. E quindi lì solo pesce. Pesce di lago. Pesce di lago e non solo, perché la clientela chiede anche quello di mare. Di mare, ed è giusto che abbiamo fatto un accordo con il mercato di Chioggia, e quindi è 1 ora e mezza e il nostro chef Velardo è tra l'altro bravissimo, ha un'esperienza veramente importante e sta mettendo in pratica quello che è la sua cucina del piatto più pulito possibile, meno condito possibile. Lui ti tira fuori l'essenza del mare, del pesce di lago, con un filo di olio. E noi ho detto ben venga così, perché non vogliamo condito ma con l'olio. Ma con l'olio, perché ecco, è di punto, no? Esatto. Come dicono in Toscana. E quindi bene, direi che finora sono tutti, no, i vostri locali, i vostri outlet, cerchiamo di tenerli sul palmo di mano e vi mettiamo a disposizione questi ragazzi che cerchiamo di renderli partecipi sempre, perché sono veramente bravi, sono dei collaboratori più che dei lavoratori e perché no, bisogna dargli anche soddisfazione, quindi venite a trovarli, venite ad assaporare i piatti che loro fanno. Nelle varie location. E Redoro, l'origine, perché il vostro cognome di dalla nonna Regina, il nonno Isidoro, era la corte Regina e abbiamo detto Regina Isidoro, creiamo questo marchio importante di famiglia e l'abbiamo chiamata Redoro. Che poi con l'olio ci sta perfettamente bene, perché il colore dell'olio assomiglia, diciamo, a quello dell'oro, insomma, siamo vicini. Quindi penso che abbia a che fare. Noi vi salutiamo qui da Grezzane, dove chiaramente abbiamo iniziato, non c'è il 2 senza il 3, quindi questa è già la mia seconda, e quindi viva Grezzane, ma anche Mezzane. E grazie, e vi aspetto in tanti. Che carina che ha fatto.